Buon pomeriggio a tutti qui dal Matranga di Castellammare del Golfo e benvenuti alla sfida che apre la 12ª giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A, un derby tra Castellammare Calcio e Accademia Trapani. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per Sportisli. Potrebbe uscire il numero 6 tra i leader tecnici di questa formazione. Nel frattempo messa al centro dell'Accademia Trapani, la parata di Di Paola e poi c'è la rete. Qui sulla ribattuta arriva la deviazione vincente, anzi la deviazione decisiva, è del numero 5 Giargiù. Altro pallone messo al centro a cercare proprio Comacchi che salta il suo avversario ma mette il pallone fuori. Si era fatto beffe di Milana qui Comacchi. Tante maglie bianche al centro dell'area di rigore, il pallone arriva lì, Messina lo rimette al centro e poi rovesciata mancata di un giocatore del Castellammare e poi prova ad andare col sinistro, colpisce in faccia Benivegna, ancora una volta Musso al centro, la parata miracolosa qui di Mistretta che fa un grande salvataggio di Comacchi. C'è comunque la chiusura in qualche modo sbagliata di Di Paola, attenzione a Secan, travolto, non c'è niente. In terza piazza Zappa arriva al centro, incredibilmente sulla linea salva l'Accademia per il primo tempo del Castellammare. Zappa che arriva al centro, forse un tocco di mano, non c'è niente per Tauli e poi il tiro provato qui dal numero 4 Musso, tutti a lamentarsi ai danni di Tauli. Sbaglia però Comacchi, attenzione a Secan che viene chiamato in causa, tutto buono, Secan, la parata fantastica di Di Paola. L'Accademia va De Castro, sinistro impreciso del numero 6 che si perde nei meandri del campo Matranga. Attenzione ancora a Secan, a centro il pallone perfetto per Comacchi, la parata in uscita di Di Paola, ancora Comacchi però, attenzione al 10, può saltare il portiere, non lo fa perché c'è un'altra grande parata di Di Paola, sempre il 10 però al centro a cercare Secan che tocca per ultimo, rimessa in favore di Di Paola che ha fatto un altro intervento clamoroso. Può giocarlo ovviamente Terranova perché era in posizione di fuorigioco, ma con le mani è regolare il passaggio, attenzione arriva là dove c'è Solissimo, dove spesso regala la palla agli avversari, qua atterrato Barraco, un guizzo fenomenale dell'11, calcio di rigore, confermiamo che è il 10 che va in porta, 2-0 Accademia, ha segnato Comacchi. Attenzione ancora a Secan che può andare, Secan non la passa, va in porta, Di Paola non trattiene ma comunque respinge, ancora Adamo, poi arriva a Todaro che può andare anche in porta, non era male come idea, ancora Ambaye, prende palla, potrebbe anche pensare al tiro però si appoggia a Buongiorno, ancora Buongiorno, fermato il numero 9. Poi arrivano a entrare nelle teste dei tifosi di Castellammare, qua vuoto completamente Oliveri, apre il Tarantino, cross al centro del 3, la mette al centro, attenzione a pallone che rimane lì, arriva un'altra volta Terranova e colpisce malissimo. Il pallone è buono e può andare quindi Secan, attenzione, Secan, che arriva al centro dove c'è Barraco e colpisce male, ma non c'è più tempo, l'Accademia Trapani sbanca il Matranga 2-0, basta il gol in ribattuta di Giargiù e il rigore perfetto di Comacchi.